Governatore Fedriga, oggi è stato fatto il punto sui presidi sanitari di Latisana e Palmanova. Sì, siamo riusciti con questa scelta che abbiamo dovuto prendere d'emergenza perché tecnici ci dicevano che ormai era a rischio la tenuta proprio della sicurezza sanitaria dei due presidi per quanto riguarda il punto nascita e fare una scelta che andasse a valorizzare entrambi gli ospedali. Io sono particolarmente orgoglioso di questa scelta perché riusciamo ad aprire il punto nascita a Latisana e al contempo invece a Palmanova, invece del punto nascita, mettiamo delle specializzazioni importantissime di programmazione, penso all'ortopedia, penso all'oculistica e a molte altre che abbiamo inserito, che potrà far diventare di Palmanova un super ospedale vocato alla programmazione. Questo significa che finalmente avremo una prospettiva di anni per tenere aperto quel presidio ospedaliero. Purtroppo chi invece faceva quelle battaglie sterili, punto nascita o morte, raccontando che senza punto nascita non c'era ospedale, noi abbiamo dimostrato il contrario, che senza punto nascita c'è ospedale ancora più forte di prima, un super ospedale sulla programmazione. Ma dall'altro lato riusciamo anche a dargli una prospettiva perché con i dati anche di previsionali che abbiamo a disposizione ci dimostrano che con una concorrenza molto forte dell'ospedale di Udine che fra un anno e mezzo finirà i cantieri e quindi avrà di nuovo un punto nascita accessibile facilmente e dall'altro lato quello di Monfalcone, Palmanova rischiava di andare sotto quota, che è già sotto quota, ma sotto la quota diciamo dei 500 che è quella derogata e quindi la chiusura di quel punto nascita. Quindi volevamo chiudere veramente a quel punto Palmanova senza dargli una prospettiva. Noi oggi abbiamo il coraggio di dargliela e spero che tutti i cittadini del Palmarino e della Tisanese siano soddisfatti perché finalmente una giunta fa i loro interessi, questo servirà anche a diminuire le liste d'attesa, a dare finalmente un accesso alle prestazioni ospedaliere quando si svilupperanno ovviamente tutte queste scelte in molto meno tempo rispetto al passato.